Amici di fan, appassionati di calcio a 5 nazionale, benvenuti al To Live, dove sta per andare in scena la giornata numero 17 del girone E di Serie B. Si affrontano quest'oggi la Capitolina Marconi e le Città di Carnevale Saviano. Questi i protagonisti della partita. Per la Capitolina Marconi in maglia gialla, calzocini e calzettoni neri, Mazzucca, Pagliaro, Potric, Locchi, Montenero, Cupparoni, Ungherani, De Cicco, Taloni, Sordini, Leonaldi, Alleva, Reali e Blasimme. Per il Saviano invece in maglia rossa, calzettoni e calzocini rossi con inserti bianchi nella maglietta, menzione aprire la marca Cavalli, Langella, Starace, Falco, Russo, Stiano, Nunziata e De Girolamo. I due allenatori sono per la Capitolina mister Minicucci, dall'altra parte il tecnico è Gennarelli. Tutto pronto per l'inizio del match. Capitolina che attacca da sinistra verso destra, risponde il Saviano da destra verso sinistra. Primo possesso del pallone per il Saviano, sul punto di battuta il capitano, ovvero Russo, e il numero 11 Stiano, che hanno già giocato il pallone, con lo stesso giocatore con la maglia numero 10 che subisce l'arrivo da parte di Taloni, quindi Reali. Primo possesso palla per la Capitolina, a destra da Reali, si appoggia a Gianluca Alleva. Ungherani, gli ex CT Eur combinano con Reali, l'ex Prato Rinaldo, l'appoggio poi basso verso Gianluca Alleva. Occhio al suo movimento, il numero 16 è Mancino e prova subito la puntata, poi il pallone gli carambola addosso ed è rimessa laterale per il Saviano. Pressione alta della Capitolina Marconi. Lancio lungo che però viene raccolto da Ungherani, che dà per Taloni, l'apertura è per Reali. Reali prova la puntata. La Capitolina Marconi che cerca subito di affondare per mettere le cose in chiaro. L'andata finì 5-5 tra le due squadre. Reali, Ungherani buca il tiro col sinistro. Un po' timorosa la squadra ospite, infatti il proprio tecnico chiede ai suoi di allungarsi, ma si fa forte la pressione sempre da parte della Capitolina Marconi con Ungherani. Stiano, dribbling rischioso, Stiano, il numero 11 prende campo e anche velocità, viene fermato dall'arrivo di Alleva. Ecco Stiano, Alleva va in pressione, chiede il fallo, palla persa. Giocata da Ungherani, Taloni, Reali, si accentra, l'appoggio di Ungherani. Tentativo di ripartenza di Russo, anzi del numero 8 Starace, già rientrato. Il controllo da parte di Alleva che dà a Ungherani sul secondo palo. Grande intervento da parte di Starace, angolo battuto lentamente dalla Capitolina, scorrono i secondi e allora Russo non si fida, non vuole buttare via il pallone. Stiano, Taloni, il capitano in anticipo, porta la palla centralmente, prova la puntata. Langella, Stiano, Reali di testa, Taloni, si muove Ungherani a far spazio, è lui che riceve,
Bella palla per Taloni, altro tiro contrato, ci sarebbe calcio d'angolo. Cominciano le rotazioni della Capitolina Marconi, entra Sordini, con lui anche De Cicco. De Cicco forse fa spazio per Taloni, è così, Taloni carica il destro, strozza la conclusione che termina abbondantemente a lato. Stiano. Bella progressione da parte di Starace, fa tutto da solo Starace, Reali lo stoppa, ripartenza Capitolina, 3 contro 2, Reali per Sordini, per De Cicco che tocca con la punta. Poi l'uscita da parte dell'estremo difensore che spazza via il pallone, ma nuovamente Sordini, De Cicco, Taloni, Sordini, De Cicco, Reali, Taloni, Reali, Taloni rientra sul destro e lo prova. C'è forse un tocco, è così, è calcio d'angolo. Sordini rischia qualcosa con lo scavetto verso Taloni che è ultimo, in posizione di ultimo ci va Tiago Leonaldi. È una palla persa per la Capitolina Marconi. Rimessa laterale, fallo di Taloni. Starace, Stiano, Leonaldi, Menzione, lancio lungo, cambio gioco stupendo per l'Angella, gol del vantaggio del Saviano, che coglie di sorpresa la Capitolina Marconi, il minuto è il numero 3, 35 secondi, 1-0 Saviano. Capitolina in svantaggio e ora di sicuro cambia la partita. De Cicco, Leonaldi, Sordini, Taloni, Sordini, Taloni, Sordini, Sordini, De Cicco, prova la suolata in aria, la palla arriva a Sordini che spara addosso a Menzione. Taloni chiede palla, Sordini atterrato, calcio di punizione dal limite dell'area. Leonaldi sul punto di battuta, l'appoggia per Sordini, Menzione ci mette le gambe, angolo. È il secondo, anzi il terzo della partita per la Capitolina Marconi, sempre Sordini, il numero 11 gestisce col mancino, dà per Leonaldi, si abbassa De Cicco in posizione di ultimo, non deve rischiare Taloni, Leonaldi, affonda Leonaldi, va col sinistro Leonaldi, Menzione non trattiene,
Sordini, forte dentro, respinto. Di nuovo Sordini, Taloni, Taloni, Leonaldi, Sordini, De Cicco, gli scippano il pallone, rischia il fallo. Sordini, Leonaldi, Sordini, deviato, ennesimo angolo per la Capitolina Marconi. La battuta in mezzo del numero 11, la riconquista Russo che combina con Stiano, è rimessa laterale per i padroni di casa. Leonaldi cerca e trova Taloni, il controllo di Taloni, menzione, intervento superbo del portiere. Leonaldi tocca malamente il pallone, entra Taloni, esce Taloni, scusate, entra Walter Potric. Starace, Stiano, lancio lungo di Starace, Russo, pallone dentro a cercare nuovamente Starace, Blasim è un po' incerto. Stiano, il pallone è uscito, Sordini, Potric, Leonaldi, Sordini, Potric, Sordini, De Cicco, Sordini, Leonaldi guadagna un po' di campo il numero 12 che finta la puntata, poi serve a sinistra, Potric che calcia, quindi De Cicco. Leonaldi, contromovimento, ora è ultimo. Sordini, marcato dall'autore del gol del vantaggio, Langella, quindi De Cicco, contromovimento per Sordini, aveva mandato al bar il difensore il numero 11, ma c'è stata deviazione. Potric ha provato col sinistro, non c'è deviazione, c'è quindi rimessa dal fondo, respira il Saviano. Sbagliano marcatura i giocatori della Capitolina Marconi e quindi va a calciare Russo. Blasim deve mettere in angolo. Blasim. Stiano, Leonaldi,
Sordini, De Cicco, Potric, Sordini, Potric, di nuovo per Sordini, pallone sotto le gambe, arriva De Cicco, goffamente la difesa del Saviano, quindi Leonaldi, Sordini, Potric, l'appoggia a sinistra per il destro di Leonaldi, l'ennesimo miracolo, dimensione. Per ad uscire palla al piede il Saviano, il fallo di Potric, ingenuo, arriva anche il giallo. Si riprende a giocare dopo il time out chiamato dal tecnico Minicucci, 12:58 prima della sirena di metà partita, 1-0 Saviano, qui sul campo della Capitolina Marconi. Montenero, esce palla al piede, cerca la giocata per Potric. Sordini, Leonaldi, Sordini, Potric, Sordini, Montenero, sempre Carlo Sordini, Tiago Leonaldi, Walter Potric, si ferma, Sordini ha spazio per il sinistro, servito male, però da Potric. Leonaldi, prova il destro, chiuso. Stiano esagera un po' e se la perde. Sordini, Leonaldi, non riesce a calciare la Capitolina Marconi, ora Potric dentro l'area, deve uscire, dare a Leonaldi. Sordini prova a tirare, Stiano lo chiude. Starace, pressione di Montenero, si fa ingannare Montenero. Stiano, Montenero, Sordini, forte dentro per Taloni, l'appoggio di Taloni per Leonaldi, murato nuovamente dal portiere avversario, poi ripartenza da parte di Stiano che la porta col macino, Stiano prova a calciare, chiude troppo il tiro. Leonaldi, scarico e tiro, poi arriva Taloni, ennesimo angolo Capitolina con Leonaldi che tira addosso a Montenero, ripartenza del Saviano con l'Angela, l'autore del gol del 1-0, prova col sinistro, Blasim lo mura. Sordini, pressione del Saviano, Montenero, Stiano, Starace, Blasim, Leonaldi, Leonaldi salta l'uomo sul secondo palo per Taloni, non se l'aspettava Taloni. Sordini, Stiano, Sordini, Montenero prova lo scavetto. Leonaldi prova il volo, molto male il suo tentativo.
Leonaldi contiene l'appoggio su Falco. Leonaldi scambia con De Cicco. Taloni col destro per Sordini, di mancino Sordini per De Cicco, l'appoggio per Sordini che alza troppo. Imprecisa la Capitolina Marconi. Tanti tiri verso la porta, alcuni parati, alcuni di parecchio fuori. Leonaldi, Sordini, De Cicco, la protegge De Cicco, prova a girarsi De Cicco, addirittura in rimpallo su Sordini. Starace, Stiano, Starace, Falco, Angella ha cercato l'appoggio lungo. Leonaldi. De Cicco. Ugherani. Taloni prova con la punta. Reali, Taloni, De Cicco spostato, poi con la sola De Cicco se la ritrova lì, prova la puntata. Stiano, forte pressione. Reali esce a gamba tesa. Stiano. Taloni. Appoggio per Reali, aggira l'avversario. Fabrizio Reali, uno sguardo in mezzo, cercando forse un'imbucata. Ugherani. Eccolo Reali. Ugherani per Reali. Era un bel pallone. Stiano. Non può toccare il pallone il portiere Menzione. Stiano. Davvero tanta pazienza da parte del Saviano, più che altro non c'è paura nei confronti della Capitolina che continua a pressare. Ugherani. Taloni. Prova col destro, senza idee Taloni. Reali. Ci prova anche lui. Male in marcatura Ugherani. Stiano sul secondo palo, il clamoroso gol di Russo, 2-0 del Saviano. La Capitolina sbaglia i cambi di marcatura, raddoppio degli ospiti al minuto numero 12. Leonaldi. Reali, Leonaldi. Taloni, sta perdendo la pazienza la Capitolina. Leonaldi. Prova ad accentrarsi Leonaldi. Reali. Taloni. Forte dentro Stiano, ripartenza degli ospiti nuovamente con il numero 11. Stavolta fa tutto da solo, se la ritrova lì anche Fortunato, poi Reali gliela porta via. Sordini. Reali. De Cicco. Leonaldi. Reali.
Sordini, Leonaldi, Reali, De Cicco al limite dell'area di rigore, in protezione De Cicco con la sola per Leonaldi, non c'è spazio, ripartenza del Saviano con Starace che va a calciare addosso a Blasim. E ora davvero la Capitolina deve essere guardinga perché il Saviano sta facendo la partita perfetta. Sordini, 4 secondi. Reali di testa per Sordini, Montenero, Leonaldi, Reali va a coprire il buco lasciato da Montenero, poi Sordini su Maicon Cavalli, non sta bene il numero 6 e si vede. Leonaldi sposta col corpo Stiano, Blasim, Leonaldi, Sordini, Leonaldi, fa tutto da solo Leonaldi, Reali ha provato su un tiro scoperto da parte della difesa del Saviano, inserimento da sinistra verso destra, conclusione alta. Menzione Maicon Cavalli, Russo, Stiano, Cavalli, Stiano, aggira l'altro numero 11 Stiano che perde il pallone, 2 contro 1 da terra. Stiano come può, Reali, scarico per Montenero che sbaglia il passaggio. Montenero, Reali, Leonaldi, si ferma Leonaldi, l'appoggio a cercare Sordini che calcia fuori. Davvero poca convinzione al tiro della Capitolina Marconi. Blasim, passano i secondi, deve appoggiarsi. Ugherani, Taloni, menzione, ci vuole altro per battere questo portiere oggi. Sordini, Taloni, ci riprova, sempre il numero 1 con i piedi questa volta, Russo, Stiano, Cavalli, la perde Cavalli, Sordini, Montenero, Ugherani, Taloni, Ugherani, Sordini, a spazio Sordini, menzione. Continua la pressione della Capitolina e qua non può uscirne bene il Saviano, anzi ne esce benissimo guadagnandosi rimessa laterale. Ugherani esce in anticipo, chiuso da Russo, Ugherani, non c'è fallo, Taloni perde il tempo per l'assist, la palla gli carambola addosso, è rimessa laterale per il Saviano. Starace, Falco, taglia fuori Montenero, Blasim esce, che rischia e quindi Ugherani in ripartenza, Ugherani per sinistra per Taloni, Taloni con la punta sul secondo palo. Arriva Carla Sordini, 2-1, la Capitolina Marconi dal possibile 3-0 segna il gol che riapre la partita.
Starace, esce bene il numero 8, apre poi a destra, pallone forte dentro. Taloni chiede 1-2 a De Cicco. Sordini, Reali, Taloni, Sordini, De Cicco, in protezione De Cicco, raddoppiato. Fallo di Reali su Starace, il terzo per la Capitolina Marconi. Falco, Starace, il tacco, Falco scivola, non la tiene in campo. Taloni, Sordini, Reali, Taloni, Reali, De Cicco, Sordini, buca il tiro. È rimasto a terra intanto il portiere del Saviano. Riprende il gioco, tutto ok per il portiere del Saviano. Capitolina che va con Sordini, l'autore del gol del 2-1. Ultimi 2 minuti e 10 secondi prima della fine del primo tempo. Taloni, Reali, Sordini, Taloni, Stiano, Starace, Falco, Sordini lo chiude. L'Angella, salta l'uomo l'Angella, va col destro l'Angella, il palo clamoroso del Saviano, non è finita, Falco si appoggia dietro a Stiano. Lo scambio con Starace, la ruba poi Taloni che forse tocca di mano, ripartenza Capitolina che dà a sinistra per Sordini, il pallonetto, menzione a dire no. Montenero all'opportunità di tiro, lo effettua addosso alla schiena di un avversario. Sordini, Reali, Taloni, Sordini, Reali, Taloni, Taloni, cercare Reali, controllo del numero 23 che non subisce fallo, è rimessa al laterale però per la Capitolina. Sordini,
Taloni, Montenero, Sordini, Taloni, Montenero, Taloni, la soffia Taloni, Montenero perfeziona il recupero del pallone, quindi si appoggia a Sordini, Reali, 20 secondi al termine, Reali, deviato, angolo. Secondi al termine, Sordini addosso alle gambe dell'avversario. Montenero dentro l'area, azione un po' confusa, 10 secondi al termine. Russo, termina qui il primo tempo, 2-1 per il Saviano al Toulive, risultato per il momento clamoroso. Sta per riprendere il match, anzi riprende il match tra Capitolina Marconi e Città. Il Carnevale Saviano in vantaggio, gli ospiti per 2-1 dopo il primo tempo sulla capolista. Saviano che per il momento si dimostra la vera bestia nera della Capitolina del girone. All'andata è finita 5-5, una delle poche squadre non battute dalla Capitolina. Ora buca Taloni l'intervento difensivo russo. Davvero la squadra di Minicucci sembra non essere per niente nella partita, o più che altro essere un po' troppo frettolosa, a volte nervosa. Dall'altra parte la partita perfetta del Saviano, che ha atteso, è ripartita e ha fatto 2 reti e mezzo, considerando il palo centrato da Langella. De Cicco, Taloni, Leonaldi, Taloni, Stiano, Leonaldi, Sordini, Leonaldi, De Cicco, Langella, Stiano, Langella, Russo davanti a Blasim che ci mette le mani. Stiano, Langella, frana addosso a Taloni che si rialza. Leonaldi prende velocità, gioca per De Cicco. Leonaldi, De Cicco, De Cicco, menzione attento, e quindi Sordini per Taloni, Taloni salta anche il portiere, anzi no! De Cicco, Taloni, Leonaldi, Sordini dentro per De Cicco, il tacco di De Cicco. Russo.
Stiano. Sordini, Leonaldi. Sordini, Leonaldi, Leonaldi, la tiene in campo. Langella subisce un pestone, fallo di Sordini. De Cicco, 2 contro 1, Langella la porta sul sinistro e chiede lo scambio al russo. Blasim. Adesso la partita è un po' confusa. Sordini chiede lo scambio a De Cicco, la perde con Starace che si invola verso la porta avversaria, è da solo, deve fermarsi il numero 8. E poi la perde il Saviano. De Cicco non perfetto verso Leonaldi. Reali, Taloni, Reali, Leonaldi. Se c'entra Leonaldi, la porta sul sinistro, Leonaldi si ferma di nuovo, dà per Taloni e perde il tempo per il tiro, poi Taloni chiede uno scarico difficile a Reali, forse spintonato, quindi De Cicco, Taloni, si abbassa tanto il Saviano e rischia, Maicon Cavalli, Taloni, Leonaldi, De Cicco, Reali, Taloni, Taloni, poi Reali, la porta sul destro, Reali, Leonaldi continua ad attaccare la Capitolina, non trova però, altro che il muro eretto dal Saviano quest'oggi. Reali, Leonaldi, prova col sinistro, la palla rimane lì, il pallonetto e il salvataggio sulla linea da parte di Stiano. È rimasto a terra Leonaldi. Non ce la fa Leonaldi che esce. Ugherani prende il suo posto. Reali, Montenero, Ugherani, Reali, fallo di Montenero. Ugherani in anticipo, ruba il pallone, serve poi a destra, Taloni prova a fare tutto da solo il capitano. Reali, Montenero, Reali, Montenero, Taloni, Reali, Taloni,
Ugherani cerca di sfruttare i blocchi che non ci sono però, e allora una palla complicata per il numero 8 di Reali. C'è angolo. Taloni, Montenero, Ugherani, Taloni, Montenero, Reali, brutta palla di Montenero che fa andare Falco, Reali fa blocco, quindi Blasim, e allora Taloni, si accentra Taloni, fallo di Falco, giallo anche per lui. Sta per partire Taloni, prende la rincorsa il capitano, Taloni, forte ma impreciso. Reali, l'apertura a destra per Ugherani, Ugherani vince il palla, lo mette in mezzo. Calcio d'angolo, passano i secondi, all'ultimo secondo Ugherani si libera del pallone. Gioco fermo intanto. Problemi col cronometro. Palla scodellata. Russo restituisce. Taloni, Ugherani, Reali, Taloni, De Cicco, Reali, Taloni, De Cicco, resiste sull'Angella, Starace, la rimessa è del Saviano. Stiano, Reali, De Cicco viene fuori dall'area di rigore, il destro di Taloni. Stiano, esce Blasim in anticipo, la controlla il numero 24, poi da Taloni leggermente arretrato ed è angolo. Stiano, palla a scavare per l'Angella, la tiene in campo
proprio al limite. Il numero 7 che poi aggira l'avversario, prova anche a rientrare e si guadagna angolo. Taloni prova ad uscire in anticipo, Langella resiste il numero 7, poi Taloni apre a destra, Ugherani, Reali! 2-2, Capitolina Marconi, Fabrizio Reali rimette a posto le cose. Langella. E ora la partita si fa davvero bellissima perché entrambe le squadre vogliono i 3 punti. Da una parte il Saviano che li vede scivolare via, dall'altra parte la Capitolina che vede avvicinarseli invece con De Cicco che entra in area di rigore. De Cicco resiste a un paio di cariche e poi Stiano esce palla al piede, ripartenza del Saviano che va a destra, poi a sinistra Leonaldi va a metterci le gambe e poi chiuso da Starace. Langella, Menzione, lancia lungo, intercetta Blasin, Leonaldi, De Cicco a spazio, De Cicco per Leonaldi e viene chiuso da Stiano che poi cerca il tocco troppo frettoloso. Blasin, Ugherani, si sono aperti gli spazi, Leonaldi e poi Taloni, 3-2 Capitolina Marconi. Ha ribaltato la partita la squadra di Micucci con un po' di confusione, ma alla fine si porta in vantaggio. Cavalli, Menzione e ora cambia del tutto la partita. Leonaldi ruba l'ennesimo pallone, Leonaldi, il pallonetto che va fuori. Sordini ha dato a Ugherani, Leonaldi, prova a mettere in mezzo, Stiano perde palla, Menzione, Ugherani, Sordini, Leonaldi all'1 contro 1, Leonaldi ha spazio, adesso il numero 12 fa tutto da solo, mette in mezzo Ugherani, scivolata. Leonaldi si riaccentra, sinistro di Sordini alto.
Starace, un po' in difficoltà ora il Saviano. Falco, anzi il numero 12 De Girolamo. Rosso per Potric. Capitolina con l'uomo in meno. Rosso per Walter Potric, credo per proteste. Uomo in meno per la Capitolina. Starace, Russo, Starace, Russo, Starace, Michael Cavalli, Starace la fitta, entra dentro l'area, Starace! 3-3 del Saviano che con l'uomo in più fa il suo dovere, ovvero far gol, di nuovo in parità la partita. Ugherani, ora è tutto da rifare per la Capitolina. Leonaldi, De Cicco, Sordini, Sordini, Leonaldi, menzione poi la rovesciata di Ugherani. Cavalli, Ugherani, Sordini, De Cicco in area, calcio di rigore per la Capitolina Marconi e espulsione credo per Starace. Luca De Cicco sulla traversa e poi Ugherani mette fuori, clamoroso al Tulib. Il Saviano continua a resistere. Ripartenza poi di Starace che la perde su Leonaldi. De Cicco, c'è l'uomo a terra, De Cicco si ferma. Espulso Minicucci che se l'era presa con De Cicco, il suo giocatore.
direttore di gara che ha interpretato lo strillo come protesta e quindi rosso per Minicucci. Ugherani, Sordini, De Cicco, Sordini, Stiano, Sordini, intercetta da De Cicco, De Cicco! Stavolta è gol, non sbaglia De Cicco, 4-3 Capitolina Marconi al minuto numero 12 del secondo tempo. Stiano con le ultime forze residue prova a resistere, quindi Sordini sulle gambe di Menzione. Cavalli è uscito, ha lasciato il posto a Falco. De Cicco, Sordini, Ugherani, Leonaldi, Leonaldi chiuso, Stiano, Sordini, Leonaldi arriva in anticipo, dà per De Cicco, De Cicco! Luca De Cicco, così si fa perdonare l'errore dal dischetto, siglando 2 reti, quelle del 4-3 e del 5-3 per la Capitolina Marconi. Dopo il time out chiesto dal tecnico del Saviano Gennarelli, si riprende a giocare, 5-3 per la Capitolina Marconi. Ora il Saviano è chiamato a uno sforzo estremo per provarsi a riprendere la partita che è nelle mani della capolista. Sordini, De Cicco, adesso la Capitolina cerca di stanare il Saviano, di costringerlo alla pressione, e infatti il Saviano sta uscendo dalla propria metà campo. Leonaldi però se la perde, la conquista Ugherani che chiede 1-2. Giallo per Ugherani. Rosso intanto. Direttore di gara che ravvede la sua decisione. Si continua a giocare, anche i direttori di gara sono un po' stanchi forse, c'è stato un rosso per Ugherani, un abbaglio del direttore di gara più lontano dalla panchina che è stato poi aiutato dai suoi collaboratori nel rivedere la decisione. Leonaldi, Sordini,
Riparte il Saviano. Leonaldi, Taloni, Leonaldi, Taloni, Sordini, Taloni, Sordini, cercare Taloni, abbattuto da Langella. Sordini, Taloni, Sordini, Leonaldi, Taloni, Leonaldi, Sordini, cerca Leonaldi, da per Reali, Taloni, Sordini, numero di Sordini, Sordini poi con la punta. Fallo di Taloni. Stiano. Reali, Taloni cambia gioco perfettamente per Sordini, sull'altro laterale Sordini mette dietro per Reali che calcia fuori, c'è deviazione e c'è angolo. Destro di Taloni alto. Leonaldi prende velocità, Leonaldi spacca la difesa, Leonaldi col sinistro. Taloni va in pressione su Stiano. Starace, Stiano, Starace, Cavalli, Reali in anticipo, ora il Saviano è molto stanco e si scopre le ripartenze. Taloni mette sul secondo palo per Leonaldi, in mezzo per Reali, doppietta anche per Reali, 6-3, Capitolina Marconi.
Ugherani. Taloni cerca De Cicco. Ugherani, Reali, De Cicco. Reali, Blasin. De Cicco fa il movimento. Intervento e quindi Taloni la tiene in campo, fa scorrere il tempo, guadagna angolo, battuto rapidamente per Ugherani e di nuovo angolo. Taloni, De Cicco al volo. Reali, Taloni, Ugherani, Taloni, menzione in due tempi. Reali in anticipo, soffia il pallone all'avversario, poi chiede lo scambio a De Cicco. De Cicco fa tutto da solo, 2 volte De Cicco, alla seconda è il gol del 7-3. Cavalli, Taloni, De Cicco, Taloni, De Girolamo, Leonaldi, Taloni, Leonaldi, Taloni, De Cicco, Leonaldi, quinto fallo. De Girolamo a destra per Maicon Cavalli. 30 secondi al termine.
Leonaldi a scavare per Taloni, prende velocità Taloni. Leonaldi. 4 secondi. Termina qui il match, la Capitolina Marconi con tanta fatica alla fine vince sul Saviano in rimonta e conferma il primato in classifica.